Amiche ed amici di Vivo Azzurro TV, buon pomeriggio da Adriano Berruti e benvenuti allo stadio Zugni Tauro di Feltre per la sfida della 31esima giornata del Girone C tra Dolomiti, Bellunesi e Campodarsego, terza sfida stagionale tra le due squadre, le prime due entrambe a novembre, il 3 novembre in campionato finì 1-1 con i gol di Aguda e Tardivo allo stadio Gabbiano. 3 giorni dopo nel match di Coppa Italia invece a trionfare furono i ragazzi di Zanini per 2-1 con i gol di Visinoni e Capacchione. Circa un quarto d'ora al calcio d'inizio di Dolomiti Bellunesi Campodarsego. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo qualche minuto prima del calcio d'inizio con le formazioni ufficiali delle due squadre ed il calcio d'inizio.
La voglia di cancellare gli ultimi risultati negativi per tornare ad inseguire i propri sogni. La capolista del girone C di Serie D affronta la terza della classe. Amici di Vivo Azzurro TV, buon pomeriggio da Adriano Berruti e benvenuti a Dolomiti Bellunesi Campodarsego. Domenica scorsa hanno perso entrambe le squadre, la Dolomiti Bellunesi sconfitta per 5-2 dal Villavalle e i ragazzi di Zanini hanno visto riavvicinarsi il Treviso che invece ha battuto per 1-0 proprio la formazione biancorossa di Bedin. Nel turno precedente per la Dolomiti era arrivato anche lo 0-0 tra le mura amiche contro il Mestre, era stata la prima partita in cui non sono riusciti a trovare gol tra le mura amiche in stagione e insomma si è interrotta una serie di 21 partite consecutive a segno in questo stadio per la formazione di Zanini, che dunque oggi vuole ripartire ma deve farlo contro il Campodarsego. Terza sfida stagionale tra le due squadre, come detto in apertura si sono affrontate due volte a novembre, una in campionato, una in Coppa Italia. 1-1 il punteggio del campionato, successo per 2-1 per la Dolomiti Bellunesi in Coppa Italia. Andiamo subito a vedere la classifica del girone C, appunto in vetta la Dolomiti Bellunesi con 62 punti, segue il Treviso con 59, quindi il Campodarsego con 52, chiudono la zona playoff Adriese e Villavalle con 51, poi il Mestre a 47, Charlie Muzzane a 46 insieme al Brusaporto, Luparense ed Este a 44, Real Calepina a 41, Calvino Ale a 39, Bassano Virtus e Brian Lignano con Portogruaro a 36, Caravaggio a 35, Virtus Ciserano Bergamo a 30, Montecchio Maggiore a 25, chiudono la graduatoria il Chions con 22 punti e il Lavis che sembra ormai condannato alla retrocessione con 9 punti conquistati fino a questo momento. Andiamo a vedere anche il programma odierno con il blocco delle gare delle 14:30 tra Adriese ed Este, Brian Lignano, Mestre, Brusaporto, Lavis, Calvino Ale, Charlins Muzzane, Luparense, Portogruaro, Montecchio Maggiore contro Caravaggio, quindi le tre gare delle 15 tra Chionze e Villavalle, Real Calepina Bassano Virtus, tra Treviso e Virtus Ciserano Bergamo, la gara che ovviamente interesserà particolarmente le due formazioni impegnate d'oggi, in particolare la Dolomiti Bellunesi che deve tornare a difendere il primo posto dall'assalto del Treviso, che è tornato dunque al successo nello scorso turno proprio sul campo del Campodarsego, un Campodarsego che non vince da 4 turni. Prima della sconfitta con il Treviso erano arrivati 3 pareggi consecutivi, Campodarsego che però ha perso una sola partita in trasferta in questa stagione, era il 24 novembre scorso, era la 15ª giornata e la sconfitta arrivò sul campo della Luparense per 2-1. Andiamo a vedere le formazioni partendo proprio dalle scelte di Maurizio Bedin dal Campodarsego, che dopo 4 turni con la difesa a 4 torna forse anche in vista dell'avversario odierno a schierarsi con la difesa a 3. Tra i pali c'è Luca Minozzi, a difesa con Fabian Cuomo e Pasquetto, centrocampo da destra a sinistra con Travaglini, Inciama, Guitto e Bococo, lì davanti Pasquato e Calì, alle spalle di Rabbas. Passiamo alla Dolomiti Bellunesi che invece conferma il consueto 3-5-2, tra i pali c'è Luca Carraro, difesa 3 con il rientrante Denis Chiesa che torna dalla squalifica insieme a Tiozzo ed Alcides, poi centrocampo con Parlato, Mizzane, Brugnolo, Fagan e Cossalter, lì davanti la coppia formata da Sheriff Diallo e Giacomo Marangon, capocannoniere della squadra dolomitica con 15 gol, a cui si aggiungono anche 12 assist in stagione, fanno 27 partecipazioni a gol in campionato in 30 partite, davvero una media spaventosa per l'attaccante classe 92 della Dolomiti Bellunesi. A disposizione di Zanini anche Mbaye, Mazzala, Capacchione, Pegoraro, Pirrone, Schenal, Bernardi De Paoli e Olo Nisakin. Stanno entrando le squadre sul terreno di gioco del Zugni Tauro di Feltre. Ad arbitrare l'incontro sarà il signor Riccardo Dasso della sezione di Genova, coadiuvato dai due assistenti Domenico D'Amato di Milano e Giovanni Ruocco della sezione di Brescia. Dasso che oggi è alla 74esima direzione in Serie D, la 13ª in stagione, la 10ª invece nel girone G.
dove ha già arbitrato una volta in stagione, era il 19 gennaio nel 23esimo turno nel successo del Treviso per 2-1 contro la Luparense. Per lui la prima volta ad arbitrare la Dolomiti Bellunesi, mentre ha già diretto per 2 volte il Campodarsego il 24 ottobre del 2021 nella sfida contro il Montebelluna, persa per 3-2, e anche l'anno scorso il 26 novembre del 2023 nel successo per 2-0 interno contro il Mestre. Si stanno salutando a centrocampo le due squadre, con il Campodarsego in maglia rossa che sfila davanti alla nostra postazione. Davanti a tutti c'è Capitan Pasquato, sicuramente il giocatore più blasonato della formazione biancorossa. Lui padovano di nascita, cresciuto nelle giovanili della Juventus, arrivò ad esordire in Serie A l'11 maggio del 2008 in un Juventus Catania finito 2-1, quando in panchina c'era Claudio Ranieri. Trovò il primo gol in Serie A 5 anni dopo con la maglia del Bologna in un 3-3 tra i Felsinei e la Roma al Renato Dallara. Pasquato che siglò il gol del momentaneo 3-2, pareggiato poi dalla rete messa a segno da Taxidis. Ancora qualche istante prima del calcio d'inizio, con le due squadre che si sono schierate nella propria tre quarti per un paio di foto di rito. Maglia bianca quest'oggi per la Dolomiti Bellunesi, che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri schermi in questo primo tempo. Viceversa farà appunto il Campodarsego di Maurizio Bedin. Un ultimo check da parte di Riccardo Dasso. Attende anche l'ok da parte dei due assistenti prima di dare il via ai primi 45 minuti di questo Dolomiti Bellunesi Campodarsego, 10ª sfida in Serie D tra le due squadre. Parziale vede leggermente avanti il Campodarsego con 4 successi, sono 3 quelli della Dolomiti e 2 pareggi. Pronto sul pallone Giacomo Marangon, sarà lui dunque a dare il calcio d'inizio a questo match tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego, 12ª giornata di ritorno. Fischietto in bocca per Riccardo Dasso, uno sguardo al cronometro e poi dà il via. Quindi c'è il tocco all'indietro di Marangon, va addirittura a trovare Carraro per impostare questa prima azione per i dolomitici, con colpo di testa tentato in avanti. Un anticipo della difesa del Campodarsego, può andare allora con le mani Alcides, scambia con Brugnolo, poi un altro contrasto alla fine. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca. Primo possesso e prima rimessa laterale per il Campodarsego, e va a battere con Gabriele Fabian, difensore classe 95. Vuole andare lui lungo con le mani, cercare movimento incontro di un attaccante. Anticipato, nuova rimessa laterale per gli ospiti, sempre con Fabian. Cerca sulla tre quarti il movimento di Calì, controllato bene però dalla difesa dolomitica. Riparte adesso la formazione di casa con Tiozzo, che prova il lancio sulla destra, con il controllo di Riccardo Pasquetto, che di testa appoggia in zona Bococo. Disimpegna bene il Campodarsego adesso con Marco Cuomo. Fabian è già salito a destra Travaglini. Fabian vuole andare direttamente in verticale, trova la sponda di Calì che appoggia per Pasquato, quindi Bococo può puntare dalla sinistra. Bococo, attenzione alla velocità del numero 11 che mette il pallone dentro, respinge la difesa della Dolomiti. Non è finita perché può andare ancora il Campodarsego con il traversone, se non andiamo errati, tentato da Pasquato. Adesso fuori ancora la difesa di Zanini. Parlato prova a ripartire adesso la Dolomiti Bellunesi, un doppio rimpallo, alla fine rimessa laterale che dovrebbe essere per il Campodarsego. Si viene fatto arrivare adesso il pallone tra le mani di Bococo, lui nato ad Assisi con origini nigeriane, cresciuto nelle giovanili del Bastia, arrivato dal Bassano. Eccolo ancora Bococo, non riesce a trovare compagni sulla verticale, c'è la chiusura di Tiosso, non riesce però a ripartire la Dolomiti Bellunesi. Funziona bene
il pressing offensivo del Campodarsego, che prova a schiacciare gli avversari nella propria tre quarti, almeno in questo avvio. Buono il lavoro da parte di Rabas, che ricicla il pallone all'indietro per Cuomo. Ancora Cuomo, lo scambio con Guitto, quindi Nciama, centrocampista guineano, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, con esperienza al Chievo prima di arrivare al Campodarsego. Fabian si propone proprio Nciama in area di rigore, arriva il numero 8 Nciama, mette dietro al rimorchio, non trova compagni, poi Guitto spara con il mancino sul muro bianco. Ancora Rabas a puntare al limite, c'è per un fallo. Calcio di punizione guadagnato dalla Dolomiti Bellunesi, che quantomeno riesce a alleggerire la pressione del Campodarsego, che si è presentato con pericolosità per la prima volta all'interno dell'area di rigore di Luca Carraro. Buona la giocata sull'asse Fabian Nciama, con l'inserimento del numero 8, che poi non è riuscito a trovare i compagni nell'area piccola. Parlato in avanti, cercare il movimento di Diallo, che fa sponda di testa, fallo di Nciama e calcio di punizione per la Dolomiti, qui senza cattiveria, arrivato in ritardo il centrocampista in maglia rossa. Andiamo a rivedere la sponda di Diallo, poi la giocata di Federico Fagan, atterrato dall'altro numero 8 Valeriano Nciama. Sembrava essere stato assegnato il calcio di punizione, chiediamo scusa, che invece è semplice rimessa laterale per il Campodarsego, gestito male questo pallone però dai ragazzi di Bedin. Allora rimessa che passa alla Dolomiti Bellunesi, con Parlato che può andare con le mani, attende però l'avanzata dei suoi compagni, l'esterno classe 2005. Parlato vuole andare lungo, poi c'è il movimento incontro di Diallo, lavora bene però sul suo controllo Marco Cuomo, recupera, poi deve completare un disimpegno complicato, lo fa cercando la verticale su Pasquato. La chiusura di Parlato è rimessa laterale per il Campodarsego. Buono, ottimo direi il lavoro di Marco Cuomo in questo caso. Boccocco, Nciama si propone, circondato da maglie bianche, palleggia che di testa il numero 8, poi libera male Rabas, attenzione al limite Diallo colpisce male col mancino, una seconda chance Diallo, trova una deviazione, calcio d'angolo secondo il direttore di gara, primo tiro dalla bandierina per la Dolomiti Bellunesi. Calcio d'angolo a battere Cossalter dalla bandierina, pallone giocato corto, restituito male però a Marangon, non Cossalter, ha scambiato proprio con il numero 7 Marangon. Sbagliato il pallone di ritorno di Thomas Cossalter, messo in difficoltà il suo compagno di squadra, che poi non è riuscito a gestire. Rimessa laterale per il Campodarsego, nonostante le proteste dei ragazzi in maglia bianca. Può andare Fabian con le mani, cercare il movimento di Calì, anticipato di testa da Alcides, quindi Rabas prova a liberare Pasquato di prima, apre per Boccocco, un po' di spazio il numero 11 che prova a sterzare all'interno, la chiusura di Fagan che ribalta il fronte. Allora Diallo che prova ad accelerare, Diallo, attenzione anche a Marangone che si muove in area, Diallo va da solo e prova il destro, Paraminozzi che respinge laterale il destro del numero 9, prima chance per la Dolomiti Bellunesi con il tentativo di Sheriff Diallo, che era mosso Marangon all'interno dell'area di rigore, non lo ha visto, comunque ha preferito non servirlo il numero 9 liberiano, destro troppo centrale. Parata per Luca Minozzi, per lui 28 presenze stagionali, oggi è la 29esima, ha già 11 clean sheet in stagione per il classe 2005 biancorosso. Qui non c'è fallo ai danni di Cossalter, era andato a saltare, leggermente disturbato da un avversario regolarmente, però secondo Tasso. Allora Fabian con le mani, attenzione proprio al pressing qui della Dolomiti Bellunesi, con Mizzane aveva accelerato
verso Fabian, è riuscito comunque a portare via un'altra rimessa con le mani il numero 5 che appoggia all'indietro per Cuomo. Minozzi completa il giro palla, c'è Pasquetto, centro-sinistra, Bococo viene bene incontro, poi torna ancora da Pasquetto. Pallone allargato per Bococo, c'è una deviazione di Marangon. Rimessa laterale ancora per il Campodarsego, ottavo minuto di gioco al Zugni Tauro di Feltre, sempre 0-0 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Migliore occasione sul destro di Sheriff Diallo poco fa per i padroni di casa. Qui recupera Mizzane con il lavoro di Inciama però a mandare a vuoto Marangon. E allora Fabian a gestire sulla sua tre quarti, ad allargare a destra per Travaglini che viene incontro e poi scarica ancora all'indietro per Fabian, pallone che è uscito però al momento del controllo di Martino Travaglini. E allora con le mani può andare Cossalter, subito Diallo, attaccato il fondo, Diallo prova a passare su Fabian, mette dentro, pallone che era già uscito al momento del cross del numero 9 in maglia bianca, rimessa dal fondo per il Campodarsego. Sistema la sfera Minozzi, sta crescendo a Dolomiti Bellunesi negli ultimi minuti dopo un inizio più convincente da parte del Campodarsego. Era riuscito a creare una mezza occasione con quell'inserimento di Inciama sull'assist di Fabian. Il colpo di testa di Calì che prolunga la traiettoria, prova a mettere il turbo, Bococo se la cava per un attimo Denis Chiesa che però deve tornare ancora sul pallone, disturbato da Bococo, regolare la marcatura del numero 5. Rientro importante per Nicola Zanini, aveva saltato appunto l'ultima sfida per squalifica. Attenzione a Rabbas, allarga a destra Travaglini, prova a mettere il cross ribattuto da Cossaltera, ancora Travaglini dentro, libera la difesa della Dolomiti Bellunesi. Guitto riproporre il pallone largo per Pasquato, è uscito il pallone al momento del controllo del numero 10 che protesta con il direttore di gara. Visto così però l'arbitro anche su segnalazione dell'assistente, quindi rimessa laterale per la Dolomiti Bellunesi. Non è riuscito lì a dialogare nello stretto nel Campodarsego. Chiesa all'indietro per Tiozzo. Tiozzo scarica, zona Carraro, deve addirittura uscire dalla propria area di rigore per controllare questo pallone. Non c'è pressione però sul portiere classe 2004, quest'oggi alla 65esima presenza a livello di Serie D, 61esima in campionato, più 4 in Coppa, alla seconda stagione, l'anno scorso titolare con il Montecchio Maggiore, stanno già 15 clean sheet per lui. Il lancio di Brugnolo in avanti, poi Fagan con lo scarico agganciato regolarmente secondo l'arbitro. Attenzione allora alla ripartenza del Campodarsego con Rabbas, prova ad andare via il marocchino che punta Mizzane, ancora Rabbas mette dentro, controllato alla deviazione di Mizzane, poi porta fuori il pallone la Dolomiti Bellunesi che va in verticale da Diallo, posizione di fuorigioco dell'attaccante liberiano. Calcio di punizione per il Campodarsego. Ha subito attaccato la profondità Sheriff Diallo, partito con un attimo di anticipo, però almeno questa è stata l'impressione dell'assistente del direttore di gara. Intanto piccolo problema per Marco Cuomo che lamenta probabilmente un dolore al ginocchio sinistro, da capire le condizioni del centrale del Campodarsego, capire se riuscirà a proseguire la sua sfida. Tanto imposta Guitto e va a sinistra con Pasquetto, si abbassa Bococo, Pasquetto non si fida di giocare sulla corsia esterna e torna all'indietro da Cuomo. Minozzi attaccato da Diallo, deve accelerare il rinvio il portiere del Campodarsego, pallone che arriva in zona Calì, prova a farla passare il 9, poi esce bene però dal traffico la Dolomiti Bellunesi con il lavoro di Tiozzo. Non trovato Marangon sull'uscita, poi tocca solo per un attimo a Brugnolo. Inciama, Bococo di nuovo centrale per Inciama, 2 su di lui, controllo orientato perfetto
del centrocampista per eludere il pressing di Marangon. Poi leggerezza in mezzo al campo di Rabbas, rimedia subito il numero 7 intercettando il passaggio di Mizzane. Pasquato a verticalizzare per Calì, la palla di Pasquato, colpo di testa di Denis Chiesa in arretramento. Per nulla facile l'intervento del numero 5 maglia bianca. Ancora Anciama a ripulire il pallone all'indietro per Fabian. L'avrebbe Guitto. Riceve il numero 4 che poi chiama il movimento di Fabian per far distendere la sua squadra. Ancora Fabian attaccato da Mizzane, riesce a rientrare sul mancino. Poi scarico centrale per Anciama che cambia lato dall'altra parte, attende il pallone un compagno. Arriva la chiusura però di Parlato, poi non riesce però a ripartire la Dolomiti Bellunesi. E allora può andare ancora da sinistra con il tentativo in dribbling dello stesso Rabbas che prova a prendere il fondo. Non c'è deviazione sul suo tentativo di cross. Allora rimessa dal fondo per la Dolomiti Bellunesi. Quattordicesimo minuto, sempre 0-0 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Rimessa dal fondo per i padroni di casa con Luca Carraro. In zona anche Francesco Tiozzo, quasi come se volesse battere il classe 96, che poi lascia però l'incombenza al suo portiere che va al lancio lungo a cercare i centimetri di Diallo, anticipato di testa da Cuomo. Poi mette giù il pallone la Dolomiti Bellunesi. Alcides in avanti, Marangon sponda per far correre Cossalter, Travaglini e in anticipo Cossalter gli toglie il pallone, protegge benissimo le sue spalle però Marco Cuomo, spazzando via nella metà campo della Dolomiti Bellunesi. Qui una piccola leggerezza da parte di Martino Travaglini. Stava per farsi prendere il tempo, anzi si era fatto prendere il tempo da Cossalter. Attentissimo ad accorciare da quella parte Cuomo. Tiozzo, Alcides con il destro a verticalizzare dove non ci sono compagni. Il controllo di Pasquetto che regala però il pallone a un avversario. Attenzione a Marangon, si era presentato in area sul destro di Fagan, non è riuscito a controllare. Sarebbe stata da verificare anche la posizione di partenza del capocannoniere della Dolomiti Bellunesi. Semplice rimessa dal fondo per il Campodarsego, dicevamo di Marangon. Sì, 15 gol in campionato, secondo nella classifica marcatori del girone C, dietro a Gianluca Ciriello con 17 del Brian Lignano. Rimessa laterale con Fabian. Ma ancora a cercare il lungolinea, trova la sponda di Calipa, interviene solo per un attimo Fagan. Allora Anciama, poi Guitto allargato a sinistra per Bococo, sul lungolinea si muove Pasquato, pallone irraggiungibile però per il classe 89. Rimessa dal fondo per la Dolomiti Bellunesi. Qui era anche giusta l'idea di Bococo, troppo profondo però il suggerimento per Cristian Pasquato, lui che è la seconda stagione con il Campodarsego, aveva già vestito in Serie D la maglia biancorossa nella stagione 19-20, ultime 4 le ha passate in Serie C con la maglia del Trento, per poi tornare quest'anno. Per lui 12 gol in campionato più 2 in Coppa Italia, a cui si aggiungono anche 9 assist, totali fanno 23 partecipazioni ai gol stagionali per il numero 10 biancorosso. Rimessa laterale con Denis Chiesa, va a cercare i compagni, trova il controllo di Anciama che poi regala in mezzo al campo a Mizzane. Allora Cossalter, una compagni da servire, scarica Alcides con un disimpegno sbagliato. Attenzione a Calì che manda Rabbas. Rabbas in area, Rabbas si defila sul destro, Rabbas prova a mettere dentro, rimpalla Francesco Tiozzo, calcio d'angolo per il Campodarsego. In parità il punteggio allo Zugni Tauro di Feltre, pareggiato anche il conto degli angoli in questo momento con il primo conquistato anche dai biancorossi di Bedin che giocano corto. Attenzione a Guitto, ancora Guitto, ricevuto da Pasquato con l'esterno, prova a far partire Travaglini che dal fondo riesce a mettere il pallone in mezzo. Non era uscito il pallone al momento del cross di Martino Travaglini, bloccato comodamente però Luca Carraro. Parlato,
guadagna qualche metro sulla destra, spazio per andare il numero 2, poi si ferma e appoggia centralmente. Adesso Tiozzo, si è allargato a sinistra Alcides, riceve il numero 3 Marangon, prova a far passare con un velo per Diallo, se ne accorge però Fabian che chiude e fa ripartire i biancorossi con il tocco di Rabas centrale. Difficile addomesticare quel pallone per Pasquato, allora ha recuperato la Dolomiti Bellunesi, 18° minuto di questo primo tempo, sempre 0-0. Imposta Tiozzo e prova a allargare a sinistra, Cossalter, sponda di petto per Marangon, subito a tallonarlo Fabian, può solo scaricare all'indietro Marangon, e allora si riparte ancora da Tiozzo. Brugnolo, Chiesa, si avvicina a Parlato su lungolinea, Chiesa va direttamente in profondità, pallone direttamente tra le braccia di Luca Minozzi, errore di misura e di Denis Chiesa. Cuomo alza il pallone in avanti, intervento di Tiozzo a ricacciare indietro il Campodarsego che si porta via una rimessa laterale, e allora può andare Parlato lì dalla destra, la vorrebbe proprio Brugnolo, attaccato però alle spalle da Pasquato, allora ha deciso di attendere un attimo Parlato che poi prova a giocare con Diallo che evita anche il ritorno di Pasquato. Diallo lavora all'indietro, scarica nella propria tre quarti campo per Tiozzo. Carraro si avvicina a Brugnolo, vorrebbe il passaggio del proprio portiere per impostare lui l'azione. Carraro invece sceglie ancora Tiozzo sul centro-destra e lui a verticalizzare. Controllo di Diallo che di fatto accomoda il pallone per la corsa di Parlato, entra in area Parlato, disturbato da Pasquetto e Bococco, completa il disimpegno proprio il numero 11 che poi va troppo lungo con il rilancio, e allora ancora Tiozzo comodamente in possesso, non ha potuto raggiungere il pallone Cali. Mizzane alla sesta presenza stagionale quest'oggi, terza in campionato, più 3 in Coppa Italia. Brugnolo, Fagan, scarico, attenzione al cambio di gioco da parte di Denis Chiesa che trova Mizzane da quest'altra parte, sale anche Alcides sulla sinistra, Mizzane si accentra, Brugnolo torna ancora dal numero 11, Tiozzo chiede calma ai propri compagni, il numero 6, poi però forza la giocata con il lancio dentro per Cossalter, respinto di testa da Travaglini, mette giù un Ciama solo per un attimo, Mizzane con furbizia riesce a passare davanti al numero 8 che senza cattiveria lo stende, e calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi. Bravissimo qui Sami Mizzane a conquistarsi questo calcio piazzato, la vince chi arriva prima, non c'era ovviamente cattiveria nell'intervento di Valeriano Nciama, ha però atterrato l'avversario in ritardo. Calcio di punizione affidato al destro di Federico Fagan, sono andati a riempire l'area di rigore anche i difensori di Nicola Zanini, ha sistemato invece la barriera Riccardo Dasso. Piccolo check all'interno dell'area di rigore da parte del direttore di gara che vuole evidentemente redarguire i giocatori in zona su eventuali trattenute. Fagan un bel cross sul secondo palo, mette fuori la difesa del Campodarsego, poi Parlato a riproporre in area, pallone che schizza comodamente dalle parti di Luca Minozzi che blocca a terra, poi preso un colpo un giocatore del Campodarsego all'interno dell'area, dovrebbe essere Fabian, fermo a terra, è andato subito a sincerarsi delle sue condizioni anche Sheriff Diallo, a capire cosa sia successo all'interno dell'area di rigore del Campodarsego. Giudicato tutto regolare il direttore di gara, adesso va a parlare con lui anche Cristian Pasquato. Andiamo a rivedere il pallone messo dentro da Parlato, poi onestamente sembra farsi male da solo ricadendo Fabian, sembra mettere male la caviglia ricadendo, infatti non è arrivato nessun tipo di disturbo di tocco da parte di Sheriff Diallo, è andato giù da solo Fabian
Allora rischio che non siano buone notizie per Maurizio Bedin quando sono passati appena 22 minuti allo Zugni Tauro di Feltre. Campo d'Arsego rischia di perdere uno dei 3 componenti della linea difensiva. Fabian che adesso prova a rialzarsi. Onestamente non sembra in grado di proseguire. Speranza è che sia solo dolore e che possa riuscire ad assorbirlo nei prossimi minuti. Capiremo quale sarà la scelta di Bedin, se provare a rischiare e attendere un attimo, se invece sarà necessario immediatamente il primo cambio del match. Minozzi tanto riprende il pallone tra le mani, gli dà il via libera Dasso e allora si può riprendere dopo circa un minuto di pausa. Minozzi, rilancio lungo, zona Calì che prova a prendere l'ascensore, anticipa Alcides e poi però è troppo lunga l'imbucata per Rabas. È riuscito a conquistarsi quel pallone Vincenzo Calì. Tiozzo, e passa Brugnolo, va lancio lungo, attenzione qui a Marangon che scappa alle spalle della difesa, grande intervento di Cuomo, ancora Dolomiti in avanti, cross per Sheriff Diallo anticipato da Travaglini, poi non riesce a ripartire il Campo d'Arsego. Mizzane per il tocco di Rabas, Brugnolo scambia con Fagan, poi tocco largo a sinistra per Alcides, Mizzane ancora per Alcides che va in sovrapposizione, va l'italo-brasiliano che rientra su un Ciama, poi mette il cross sul secondo palo. Minozzi è riuscito a disturbare Parlato e già pregustava l'appoggio da posizione ravvicinata. Altra occasione per Dolomiti Bellunesi, attenzione dall'altra parte però la ripartenza del Campo d'Arsego con Calì che si impegna, lotta ma non riesce a tenere sul pallone. Pasquetto, Bococco, Guitto ancora per Bococco che corre all'indietro, prova a dribblare Fagan, mette il fisico Bococco, poi lo aggancia Fagan, calcio di punizione per il Campo d'Arsego. Rivediamo la giocata di Bococco, poi la spinta di Federico Fagan. Guitto, lui a battere il calcio di punizione, prova a disturbare anche la linea di passaggio Marangon. Guitto decide di scaricare all'indietro per Cuomo, attenzione al controllo errato del numero 4 che regala sulla tre quarti a Sheriff Diallo, deve frenare però il numero 9 che poi tocca per Fagan. Mizzane, Brugnolo, imbucata ancora Marangon, ha cercato Sheriff Diallo, si è chiusa la difesa del Campo d'Arsego, non è finita. Brugnolo, Mizzane, ancora per Brugnolo, deve ricominciare attaccato dallo stesso Guitto che è riuscito a rimediare al proprio errore in controllo, riuscendo ad accorciare praticamente su tutti gli avversari. Sprecato una buona chance per la Dolomiti Bellunesi che aveva recuperato il pallone praticamente al limite dell'area con Sheriff Diallo. Minozzi, ha superato la metà del primo tempo, sempre 0-0 tra Dolomiti e Bellunesi e Campo d'Arsego. Qui grande sponda di Calì, attenzione a Pasquato che cerca ancora l'imbucata per Calì, chiude la difesa della Dolomiti. Pasquato, Travaglini, anche zona tiro, non lo prova il numero 2 che allarga a destra per Rabas, va il marocchino, cerca il cross, deviazione di Cossalter, rimessa laterale per gli ospiti e comunque rimangono in proiezione offensiva. Travaglini, Rabas fa passare un gran pallone per Travaglini, lato corto, Travaglini, cross dentro per Calì che prova a girare e poi Bococco da 2 passi la spinge in porta, va in vantaggio il Campo d'Arsego con il tap-in di Bococco, 1-0 al 27esimo minuto. Primo gol in campionato per Bococco e dunque sblocca il match del Zugni Tauro di Feltre, avanti il Campo d'Arsego. Una grande azione sulla destra, tutto è partito da quel tocco splendido di Rabas per la corsa di Travaglini. Andiamo a rivedere, quindi è lo stretto, il marocchino nasconde il pallone per l'inserimento di Travaglini, quindi la sforbiciata di Calì che diventa un assist
per Bokoko, che va giustamente a disturbare la parata di Carraro ed appoggiare in porta il gol dell'1-0 nel momento migliore di maggior pressione della Dolomiti Bellunesi. Va avanti il Campodarsego, che dunque fa male e colpisce con Bokoko. Tiozzo, lancio lungo del numero 6, prova ad arrivare Marangon, anticipato da Travaglini. Decisiva anche la sua giocata in occasione del gol di qualche istante fa. Qui attenzione al contrasto in area con Travaglini, che ha atterrato l'avversario. Da capire la decisione dell'arbitro, perché Diallo qui si mette davanti a Travaglini. È indicato subito il dischetto il direttore di gara e dunque dopo neanche un minuto dal vantaggio del Campodarsego ha subito l'occasione di pareggiare la Dolomiti Bellunesi. Con il calcio di rigore ha preso il pallone tra le mani Giacomo Marangon. La rincorsa del numero 10 va a posizionarsi sulla linea di porta Luca Minozzi. Ma appena elogiato la giocata offensiva di Martino Travaglini, che poi è arrivato con un attimo di ritardo a contrasto con Sheriff Diallo, causando il calcio di rigore assegnato da Riccardo Dasso. Parte Marangon con il destro, Marangon la mette all'angolino, intuisce ma non ci arriva Luca Minozzi. Ha pareggiato la Dolomiti Bellunesi. In 2 minuti botta e risposta tra Campodarsego e Dolomiti Bellunesi. Prima il vantaggio di Bokoko, quindi il pareggio su calcio di rigore di Giacomo Marangon. 16° gol in campionato per il classe 92, chirurgico il penalty di Marangon, con Luca Minozzi che aveva intuito bene, era anche riuscito a distendersi abbastanza alla sua destra. Non è riuscito però a arrivare a fil di palo sul destro precisissimo di Giacomo Marangon, che dunque ristabilisce l'equilibrio, rimette subito le cose a posto la formazione di Nicola Zanini. Alcides con le mani si avvicina a Cossalter, vuole andare più profondo l'italo-brasiliano, trova il movimento di Marangon, di testa una sponda, diventa buona per Guitto, prova ad andare in avanti da Pasquato, chiude la difesa della Dolomiti. Mizzane all'indietro per Brugnolo, che deve liberarsi del pressing asfissiante di Rabbas, prova a riconquistare il marocchino, si mette davanti Brugnolo e alla fine arriva il fischio di Dasso in favore della Dolomiti Bellunesi. Punita la trattenuta reiterata di Rabbas ai danni di Brugnolo, trattenuta direi anche abbastanza reciproca tra i due giocatori. Alla fine fallo commesso dalla classe 99 del Campodarsego. Tiozzo, lancio lungo, zona Sheriff Diallo, di testa tocca Pasquetto. Parlato vorrebbe proteggere la rimessa con le mani e ci riesce, che non arriva Bokoko a tenere in campo il pallone. Parlato lascia la battuta della rimessa a Denis Chiesa, che vorrebbe andare direttamente all'interno dell'area di rigore. Va il numero 5, rimessa lunghissima di testa Anciama, mette fuori, attenzione a Brugnolo che controlla ma non può calciare. Fagan prova ad imbucare per l'inserimento di Denis Chiesa, gran chiusura di Bokoko in spaccata, è riuscita ad intercettare il passaggio dell'avversario. Ancora Chiesa a mettere il pallone dentro, qui lamenta un tocco di mano Cossalter, tutto regolare per l'arbitro. Allora Bokoko deve liberare la propria tre quarti, lancio in avanti, va a terra Calì. Qui le proteste di Nicola Zanini, c'è il calcio di punizione per il Campodarsego, atterrato proprio Vincenzo Calì, questo tentativo di ripartenza dei biancorossi. 32° minuto allo Zugni Tauro di Feltre, 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego nel giro di 120 secondi. Prima Bokoko, poi Marangon. Lancio lungo di Marco Cuomo,
direttamente sul destro dell'altro numero 6 Tiozzo, che libera la propria tre quarti. Marangon, lo scarico per Fagan che vuole andare in verticale. Attenzione al controllo di Pasquetto, che di fatto concede il pallone a Sheriff Diallo, che sterza in area, appoggia Mizzane, sponda per la corrente. Fagan che non riesce a vincere il contrasto con Cuomo, riesce anche a dribblare un paio di avversari per completare il disimpegno. Gran giocata difensiva di Marco Cuomo, occasione per la Dolomiti Bellunesi, tutto nato da quel controllo errato di Pasquetto, che aveva di fatto liberato la corsa di Sheriff Diallo. Fabian indietro per Cuomo, torna Fabian, quindi inciama l'appoggio per Guitto. Pasquato con la manovra del campo d'Arsego, ottimo però l'intervento in anticipo di Alcides, che prova ad indirizzare la sfera dalle parti di Sheriff Diallo. Anticipato bene da Cuomo, riparte allora il campo d'Arsego. Bococo, Pasquetto verticalizza, movimento incontro ancora di Calì, che tiene lì il pallone, poi lo lascia a Bococo, che prova ad accelerare. Deviazione di Tiozzo, rimessa laterale per gli ospiti. Ancora 12 minuti più recupero da giocare in questo primo tempo. 1-1. Bococo con le mani, si muove in ciama alle spalle di Marangon, riceve il numero 8 che torna da Bococo. Scarico Pasquetto, pressato da un paio di giocatori, deve liberarsi del pallone in ciama, bravissimo che a lavorare con il fisico per proteggersi dall'attacco di Fagan. Calcio di punizione conquistato dal centrocampista guineano del campo d'Arsego. Inciama a sventagliare per Fabian, che riceve sul centrodestra. Rabas 1-2, abbastanza complicato con Guitto, è riuscito di testa a restituire la sfera al numero 7. Ancora Guitto, Cuomo, Fabian, si alza il pressing della Dolomiti, non rischia Fabian, che tocca all'indietro per Luca Minozzi. Lancio lungo di Minozzi, scappa all'indietro Denis Chiesa sulla spizzata di Calì, era partito in ciama da quella parte. L'anticipo di Chiesa che ha spazzato via in fallo laterale, rimessa a batterla Bococo. Guitto in ciama, deve girarsi, pressato da Fagan, riesce solo a scaricare all'indietro per Como. Ancora Fabian dalla destra, lo attacca Mizzane. Rabas all'indietro, Inciama, Diallo mette il fisico, Inciama eludendo l'intervento dell'attaccante della Dolomiti. Fabian, un po' di spazio adesso sulla destra, lo affronta ancora Mizzane, tocco centrale per Rabas e prova a girarsi, evitato Tiozzo. Ancora Rabas, palla al piede, tocco per Travaglini che prova a chiudere il triangolo, fa densità e spazza via la difesa dei padroni di casa. Guitto lascia cercare Calì, sponda di testa Rabas in area, anticipato da Tiozzo, tutto fermo però per il fischio di Riccardo Dasso, che ha visto il fallo di Vincenzo Calì. Una sponda, sì, una spinta, perdono, non una sponda, sulla schiena dell'avversario. Fabian a chiudere su Sheriff Diallo, poi Bococo agganciato allo stesso Diallo. Calcio di punizione per il campo d'Arsego. Pasquetto non batte, tocca per Guitto, adesso in gioco il pallone con Inciama. Cuomo, Guitto ancora per Cuomo, meno di 10 minuti più recupero all'intervallo, sempre 1-1. Fabian sulla verticale, cerca Travaglini, Mizzane con un velo intelligente per concedere il recupero di Cossalter. All'indietro per Alcides, Tiozzo, Alcides, ancora Cossalter, si torna dal numero 7 sulla verticale. Mizzane deve girarsi, Fabian lo tiene lì, Mizzane resiste fisicamente, poi sulla sua imbucata interviene Inciama e allora prova a ripartire il campo d'Arsego con Pasquato e frena in mezzo al campo, tocca centrale per Inciama, quindi Guitto sale su di lui, Cossalter che attraversa orizzontalmente il campo per andare in pressione. Pallone in avanti per Calì, sponda di testa su cui non arriva Valeriano Inciama, rimessa laterale per la Dolomiti Bellunesi. A batterla arriva Denis Chiesa. Con le mani Chiesa, cercare Marangon, pallone che rimbalza
2-3 volte sulla linea dell'out, alla fine esce prima del controllo del numero 10, rimessa laterale per il Campo d'Arsego. Bokoko. Cerca ancora Calì. In testa Calì. Rabbas all'interno della propria tre quarti. Buono il controllo e poi pallone in orizzontale per Fabian, che ha spazio per avanzare. Guito deve lavorare, un pallone scomodissimo, lo fa con un paio di magie. Guito va via nello stretto, poi allarga il pallone per Pasquato. Ha fatto peggio la cosa più facile che il centrocampista del Campo d'Arsego. Ci aveva mostrato la sua qualità nello stretto con quel doppio palleggio all'interno del cerchio di centrocampo. Ma non è riuscito però a servire sulla tre quarti Pasquato. Rabbas, ancora Guito. Fabian a proporsi sulla destra, va in sovrapposizione anche Travaglini, il dribbling di Fabian, quindi lo scarico all'indietro per Rabbas che manda a vuoto Marangon. Avrebbe un movimento all'interno dell'area di rigore, Rabbas non lo trova e allora ricicla per Pasquato sulla tre quarti, ce l'ha sul destro Pasquato, allarga dall'altra parte per Guito che arriva in zona cross, prova il dribbling su Cossalter che capisce in anticipo le intenzioni del numero 4 e poi prova a ripartire. Cercato di stenderlo, Guito non c'è riuscito, sbaglia però Cossalter che non riesce ad imbucare con i tempi giusti per Cherif Diallo. Si salva il Campo d'Arsego. Inciama ancora per Guito. Rischiato tanto qui la formazione di Bedin su questo possibile contropiede della Dolomiti Bellunesi. Gestito male da Cossalter che aveva recuperato alla grande su Roberto Guito. Inciama, Bokoko anticipato alla chiusura di Mattia Parlato, rimessa laterale, ancora possesso per il Campo d'Arsego, mentre giustamente arriva il cartellino giallo a fine azione per Roberto Guito, autore di quella vistosa trattenuta ai danni di Thomas Cossalter nella ripartenza che raccontavamo qualche istante fa. Giallo direi più che giusto per il centrocampista del Campo d'Arsego, primo ammonito di una sfida sin qui sicuramente giocata ad alta intensità dalle due squadre, ma anche piuttosto corretta sul terreno di gioco. Bokoko, Pasquetto in avanti a cercare Calì che usa il braccio e commette fallo secondo l'arbitro su Tiozzo. È riuscito a fare la sponda bene e Vincenzo Calì che protesta con Riccardo Dasso per questo fallo. Calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi. Andiamo a rivedere il duello aereo tra i due nel tentativo di prendere posizione. C'è sicuramente la sbracciata di Vincenzo Calì che ha aperto l'alettone fallosamente secondo l'arbitro. Brugnolo imposta per i padroni di casa quando sono scaduti i primi 40 minuti allo Zugni Tauro di Feltre, sempre 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campo d'Arsego. Avanti gli ospiti al 27esimo con Bokoko, pareggio 2 minuti più tardi su calcio di rigore di Giacomo Marangon. Mizane, quest'oggi titolare per sostituire il classe 2006 Nicola Masut, assente oggi per squalifica, la prima gara saltata in questo campionato per il centrocampista classe 2006. Ha accumulato 30 presenze su 30 finora. Minozzi, lancio lungo intercettato sulla tre quarti, attenzione a Fagan che prova a metterla giù, lo disturba proprio Guito, c'è fallo del numero 4, batte veloce Fagan, quindi pallone centrale di Parlato, Diallo al limite, un po' di spazio, Diallo va sul mancino e scarica Cossalter, vediamo se forza l'1 contro 1, Cossalter va sul mancino, Cossalter prova ad incrociare, pallone che si alza sopra la traversa di Luca Minozzi. Aveva chiesto il pallone Giacomo Marangon sul secondo palo, continua infatti a fare cenno al compagno di squadra di cercarlo sul palo lontano in quella situazione. Cercato invece direttamente la porta Thomas Cossalter, tiro che ha superato la traversa, sfumata, una buona chance per la Dolomiti Bellunesi. Allora va al rinvio adesso Luca Minozzi in zona Calì, di testa Tiozzo, anticipa il numero 9, poi prova a metterla giù Fagan, Inciama però arriva prima di Cherif Diallo, svirgola però il rinvio il centrocampista del Campo d'Arsego, rimessa laterale
per i padroni di casa con Denis Chiesa che arriva a battere. Si avvicina anche Tiozzo. Chiesa con le mani cercare il movimento di Marangon che prova a spizzare verso l'area di rigore a memoria, dove però non si sono inseriti i compagni, e allora Minozzi recuperato senza problemi. Rilancio di Minozzi, cercare sempre Calì, anticipato stavolta di testa Anciama, quindi la grande uscita di Alcides prima di Rabbas. Cossalter per rientrare per il disturbo da parte di Rabbas, c'è fallo del marocchino che trattiene Thomas Cossalter. Calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi, arriva anche il richiamo verbale per il numero 7 del Campo d'Arsego. Si gioca con Brugnolo che ha appoggiato all'indietro per Tiozzo, si propone Alcides, Tiozzo va da solo saltando di fatto Calì e poi tentando il cross all'interno dell'area. Minozzi respinge, attenzione Mizzane, Cossalter, zona cross, mette il pallone dentro, Parlato anticipato in area di rigore da Pasquetto che poi non riesce a completare il disimpegno. Marangon si defila sulla destra, prova il filtrante per Parlato, l'intervento difensivo di Guitto e poi prova a far carambolare su Parlato, pallone che però non esce, alla fine Fagan lo tocca verso il fondo. Minozzi mette tutti d'accordo bloccando la sfera tra le mani. Azione piuttosto confusa qui del Campo d'Arsego, della Dolomiti Bellunesi, riuscito a chiudere tutto il Campo d'Arsego, alla fine ha bloccato la sfera Luca Minozzi e adesso va al rilancio direttamente in profondità, ancora verso Calì, di testa l'anticipo di Chiesa. L'ultimo tocco dovrebbe essere di Fagan, quindi rimessa laterale per il Campo d'Arsego, è avvicinato al punto di battuta Bococo. Ancora 1 minuto e 10 alla segnalazione dell'eventuale recupero allo Zugni Tauro di Feltre. 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campo d'Arsego. Qui recupera Fagan ma concede la seconda rimessa laterale consecutiva al Campo d'Arsego. Sempre Bococo pronto ad andare con le mani, si avvicinano sia Guitto che Enciama, quasi a calpestarsi i piedi, però i due centrocampisti del Campo d'Arsego molto vicini tra loro in questa situazione. Poi Fagan al terzo tentativo riesce a trovare la respinta di Bococo e dunque a conquistare la rimessa laterale. 44-22 sul cronometro, va a battere Denis Chiesa, la rimessa laterale all'indietro per Carraro. Si abbassa Tiozzo, Carraro torna a destra da Chiesa e vuole andare al lancio lungo, c'è Diallo sulla traiettoria anticipato da Pasquetto, poi Bococo tenta il dribbling su Fagan, quindi pallone in avanti, buono il controllo di Calì, ottima però la marcatura di Denis Chiesa. Tiozzo, Alcides, vediamo se c'è spazio per un'ultima azione. Marangon deve correre all'indietro per il numero 10 inseguito da Fabian. Tiozzo, Marangon, intanto segnalato 1 minuto di recupero, quindi 60 secondi allo scadere della prima frazione. Ci prova la Dolomiti Bellunesi adesso con Sheriff. Diallo che prova ad andare via in mezzo a due, lo chiude Travaglini che poi deve completare il disimpegno. Arriva in aiuto anche Pasquato, poi sbaglia però il disimpegno la squadra biancorossa. Brugnolo sulla tre quarti prova ad evitare il pressing di Inciama. Mizzane all'indietro per Tiozzo, ancora 30 secondi al duplice fischio dell'arbitro, pallone dentro di Tiozzo, la spinta di Mattia Parlato che manda a terra Bococo. Calcio di punizione per il Campo d'Arsego. Tentato l'inserimento qui Mattia Parlato, poi con un pizzico di malizia ha provato a mandare a vuoto Bococo che era nettamente in anticipo sul pallone, se ne è accorto Riccardo Dasso e ha segnato il calcio di punizione al Campo d'Arsego. Scade ora il minuto di recupero con il rilancio di Luca Minozzi che finisce direttamente in fallo laterale. Finisce però anche la prima frazione sul duplice fischio di Riccardo Dasso e dunque 1-1 al termine del primo tempo tra Dolomiti Bellunesi e Campo d'Arsego. Avanti gli ospiti al 27esimo minuto con il gol di Bococo dopo la mezza rovesciata di Vincenzo Calì e la gran giocata sull'out di destra sull'asse Rabbas-Travaglini. Ha pareggiato 2 minuti dopo la Dolomiti Bellunesi con il calcio di rigore messo a segno da Giacomo Marangon, conquistato da Sheriff
Diallo. Ora piccola pausa per noi, durante l'intervallo potrete sentire le interviste al direttore sportivo del Campo d'Arsego Mattia Bergamaschi e al presidente della Dolomiti Bellunesi Paolo De Cian. Siamo con il presidente delle Dolomiti Bellunesi Paolo De Cian. Sì. Il calcio del territorio ha una storia e una tradizione che passano anche dal concetto di unione fa la forza. Siamo nella primavera del 2021 e tre società, il Belluno, il San Giorgio Serico e l'Union Feltre, decidono di creare questo progetto dalla forte connotazione territoriale. Perché è nata questa idea? Questa idea è nata perché è partita da me e da il first president della Feltrese, che era Dario Cremonese, che era quell'annata lì è stata un'annata che ha portato le tre squadre in Serie D a rimanere in Serie D, però con un dispendio finanziario incredibile. Ci siamo incontrati a dire: ma perché non riusciamo a unire e di far diventare la nostra provincia e diventare simbolo dello sport dell'intera provincia bellunese. Abbiamo deciso di fare questa fusione in accordo anche col Belluno, che anche loro dopo si siamo incontrati per capire, e abbiamo fondato questa cosa per lo spirito proprio che ci accomuna di far diventare la provincia di Belluno un qualcosa di grande per noi, per il nostro sport, insomma, che è il calcio, che è la nostra passione, e da lì è nata la Dolomiti Bellunesi. Siamo a 8 giornate dalla fine del campionato e siete a 4 punti dall'eguagliare i punti realizzati già nella scorsa stagione, dove siete piazzati al secondo posto. Al di là di come finirà questo campionato, che è da un finale veramente elettrizzante nel girone C, secondo lei vi aspettavate già a inizio campionato di poter mettere questa pressione a piazze come appunto il Treviso? Ma no, noi eravamo partiti e non bisogna nasconderlo. Io se gioco per cercare di vincere le manifestazioni. L'idea della fusione era stata nata per creare una squadra per poter approdare alla Lega Pro, e quindi non dobbiamo nasconderci sui nostri obiettivi e sulle nostre idee. Logicamente vincere è sempre fatica. La cosa che dico sempre ai ragazzi e all'intero staff dei miei amministratori è che quest'anno qui non è semplice essere lì davanti, però quando sei lì davanti devi fare tutto per vincere. È quello che pensiamo e abbiamo voglia di fare quest'anno, insomma. Dopo vincere ancora, ci sono ancora tante partite, però l'idea nostra è quella di vincere questo campionato. Grazie Presidente. Siamo all'intervallo della partita Dolomiti Bellunesi Campo d'Arsego. Siamo con Mattia Bergamaschi, il direttore sportivo del Campo d'Arsego, che è arrivato la scorsa primavera dopo 13 anni all'Ambrosiana. Il progetto Campo d'Arsego è molto chiaro, nonostante delle ambizioni importanti, ha scelto un allenatore proveniente dal settore giovanile ed è una squadra con un'età media molto bassa, è l'unica società di vertice ad essere in posizioni per giovani di valore. Esattamente, hai detto giusto, hai detto tutto giusto. Questa stagione abbiamo puntato su un allenatore emergente che aveva fatto molto bene nel settore giovanile del Campo d'Arsego, e anch'io sono nuovo, quindi il presidente ci ha chiesto di creare un progetto di 2 anni. Chiaramente quest'anno abbiamo cambiato tutto, anche la rosa praticamente, quindi siamo ripartiti da capo dopo un ciclo di 3 anni, e questo progetto, diciamo, è della durata di 2 anni. Quest'anno ci aveva detto di stabilizzarci nei playoff, e è l'obiettivo nelle prossime 8 partite di restare dentro alla lotta playoff, e poi l'anno prossimo provare a fare il salto, insomma. C'è questo paradosso, siete la squadra che ha perso meno nel girone e siete però a 10 punti dalla vetta. C'è qualche rimpianto che ha a questo punto del campionato? Sicuramente sì, nel senso che dopo l'andata avevamo talmente entusiasmo che puntavamo comunque a restare agganciate alle prime 2 in classifica. Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, però considerando un po' la rosa un po' corta rispetto al Treviso e al Dolomiti, ci può stare. Dopo chiaramente guardando le sconfitte rammarico c'è, però abbiamo fatto il massimo e cercheremo nelle prossime 8 di fare più punti possibile per ritornare quelli che eravamo all'andata, perché ci manca qualcosa, anche un po' di fortuna, ecco. Grazie direttore. Grazie.
Torniamo in diretta dallo stadio Zugni Tauro di Feltre. Sta per iniziare il secondo tempo di Dolomiti Bellunesi Campo d'Arsego. La prima frazione terminata sul punteggio di 1-1 avanti gli ospiti al 27esimo con il gol di Bococo. Il pareggio su calcio di rigore di Giacomo Marangon al 29esimo. Un'altra rimonta, anche se per ora non completa, da parte della Dolomiti Bellunesi, che nel corso di questo campionato ha già guadagnato 13 punti da situazione di svantaggio, uno proprio nel match d'andata con il Campo d'Arsego, con il gol di Tardivo nel finale. Gli altri 12 ne ha guadagnati 6 tra andata e ritorno con il Charly Muzzane, 3 con la Real Collervina, 3 con il Bassano. È tutto pronto per il fischio d'inizio del secondo tempo. C'è stato un cambio nella Dolomiti Bellunesi, è entrato il nigeriano Taiwo Olonisakin. E allora primo possesso di questa ripresa gestito dal Campo d'Arsego con il lancio lungo di Pasquetto, colpo di testa prima di Tiozzo, poi quello di Inciama. C'è il fallo di mano di Fagan sull'incornata del numero 8. Di fatto ha schiacciato il pallone sul braccio del centrocampista della Dolomiti Bellunesi. Calcio di punizione dunque per il Campo d'Arsego quando sono passati appena 30 secondi in questo secondo tempo. Sul pallone c'è Cristian Pasquato, il capitano dei biancorossi, classe 89, giocatore più esperto quest'oggi sul terreno di gioco. Parte Pasquato, pallone allargato sulla destra dove attende il pallone anzi Rabbas, però un fischio da parte del direttore di gara che ha visto un fallo in attacco. E dunque calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi. Le proteste di Rabbas con il direttore di gara.
Calcio di punizione dunque per i padroni di casa. Come nel primo tempo dunque prova a partire forte il Campodarsego. È riuscita ad uscire poi con il passare dei minuti la Dolomiti Bellunesi. Brugnolo in avanti per il movimento di Olonisakin che prende il fondo a destra, mette dentro da Sheriff Diallo, l'anticipo di Fabian che salva i suoi nell'area piccola. Poi Pasquetto prova a completare il disimpegno, pallone che supera la linea di fondo, ma l'ultimo tocco è di un giocatore della Dolomiti. Occasione per Sheriff Diallo sull'assist di Olonisakin. Grande intervento di Fabian, è riuscito, se non abbiamo visto male, a murare il tentativo a botta sicura dell'attaccante liberiano. Grande occasione per la Dolomiti Bellunesi al secondo minuto del secondo tempo. Riuscita a salvarsi il Campodarsego che adesso riparte da Minozzi che scambia con Cuomo e poi va al lancio in verticale in zona Calì. Prova a mettersi davanti Chiesa, Calì riesce a fare la sponda e allora Bococo, autore del gol che aveva aperto la sfida al 27esimo del primo tempo, aveva coronato una splendida azione del Campodarsego, partita sulla destra con l'imbucata di Rabbas per Travaglini, quindi la sforbiciata di Calì. Attenzione proprio a Calì che prova a restituire al limite a Pasquato, interviene bene la difesa della Dolomiti Bellunesi, libera male però Carraro. Allora Guitto dentro da Calì che prova a girare di testa, murato da Alcides. Travaglini, Rabbas punta dal vertice, Rabbas contro Cossalter che passa davanti, Cossalter, pallone che scivola lentamente oltre la linea di fondo, deve impegnarsi per proteggere il passaggio della sfera. Cossalter rimessa dal fondo per la Dolomiti Bellunesi. Sistema il pallone Francesco Tiozzo, sarà lui a battere. La rimessa dal fondo, rimane alta in pressione il Campodarsego, gestisce Tiozzo all'interno della propria area con Carraro. E lui ad andare al lancio lungo in zona Fagan, anticipato di testa da Pasquetto, poi buona la finta di corpo di Nciama ai danni di Mizzane, ancora Nciama sul pressing di Olonisakin che ha preso il posto di Marangon questo secondo tempo. Da capire anche le condizioni del numero 10, soprattutto il perché abbia deciso di rinunciare a lui in questo secondo tempo Nicola Zanini. Gioca il Campodarsego con la rimessa laterale che raggiunge Calì sulla tre quarti, non riesce stavolta a lavorare il pallone per i compagni. Il numero 9 riparte Fagan che va lungo dal proprio attaccante Sheriff Diallo, pallone che supera la linea laterale prima dell'arrivo dell'attaccante liberiano. Rimessa laterale per il Campodarsego con Fabian. Centrale si propone Roberto Guitto. Fabian con il pallone tra le mani, alla fine va sul lungolina, sempre a cercare Calì, anticipato di testa da Tiozzo, quindi Chiesa rimanda in avanti. Tocca per un attimo anche Brugnolo. Alcides la mette giù bene, lo insegue Rabbas. Alcides accelera palla a terra, vince anche un paio di contrasti, alla fine dovrebbe essere il suo. L'ultimo tocco nel contrasto con Fabian, aiutato anche al movimento difensivo di Rabbas che è andato a chiudere la diagonale proteggendo la rimessa dal fondo. Cuomo, Minozzi, rilancio lungo, pallone che arriva dalle parti di Calì, lo controlla bene ancora Tiozzo che poi lo spazza via dopo un rimbalzo. Fagan a liberarsi della marcatura di Guitto, lo fa regolarmente, poi tocca nel cerchio di centrocampo per Mizzane che allarga un pallone troppo potente, irraggiungibile per Cossalter. Dato un piccolo aggiornamento dagli altri campi, sta vincendo la Triese per 2-1 contro l'Este, vince anche il Charlie Muzzane per 2-0 sul campo del Calvinoale. L'unica altra gara che si è sbloccata è quella tra Chionce e Villavalle con gli ospiti avanti per 1-0. Tutte le altre sono ancora inchiodate sullo 0-0 di partenza. Era rimasto a terra Tiozzo dopo l'ennesimo duello aereo con Vincenzo Calì. Si
Si è rialzato il centrale della Dolomiti Bellunesi, pallone che è tra i piedi di Luca Carraro, che adesso però deve darlo al direttore di gara, che lo scodellerà proprio tra i piedi del portiere della Dolomiti Bellunesi per far proseguire il gioco. 52esimo minuto in corso, sempre 1-1 pardon, tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Decidono i gol di Bococco e Marangon. Il rilancio di Carraro, cercare Diallo, buona la sponda per Fagan che imbuca subito, attenzione al movimento di Olonisakin, coperto bene dalla difesa del Campodarsego. Ancora Fagan a riproporre al limite, Diallo prova a girarsi, circondato da maglie rosse, cerca largo a destro Olonisakin, non riesce a trovarlo, poi adesso prova a ripartire il Campodarsego. Rabas va in sovrapposizione in Ciama che punta Alcides, lo tocca regolarmente il centrale italo-brasiliano, semplice rimessa laterale per la Dolomiti Bellunesi. Brugnolo, Chiesa, controllo orientato per evitare il pressing di Pasquato, quindi torna da Alcides, lui a verticalizzare, è partito Olonisakin, posizione di fuorigioco del nigeriano, lui già 5 gol in questo campionato, classe 99, Taiwo Olonisakin. Minozzi prepara lui il rilancio lungo, pallone in zona Calì, anticipato da Alcides, quindi in Ciama. Guitto, arriva prima di lui Mizzane, non riesce a metterla giù Olonisakin, allora Fabian, Cuomo, Guitto libera bene sul centro-sinistra per Pasquetto che tarda il passaggio in avanti, deve tornare allora dalle parti di Minozzi che va al rilancio con il mancino, prova a impegnarsi Bococco, arriva prima di Parlato Calì, tocca per un attimo di Ozzo, poi Alcides, prima di Rabas, la mette giù però ancora il marocchino. Rabas punta Mizzane con la suola, poi scarica per Pasquato che può andare palla a terra. Travaglini, Rabas dentro da Pasquato, prova ad andare via con il controllo, una giocata dal tasso di difficoltà elevatissimo quella tentata da Cristian Pasquato. Arriva sul pallone Luca Carraro prima di lui, tentato in corsa di fare un sombrero in palleggio praticamente al difensore. Pasquato si è allungato troppo e il pallone è diventato comodo per la presa di Carraro. Già recuperato il Campodarsego, Pasquato di prima per Calì, gran difesa di Tiozzo che prova a ribaltare il fronte. Tiozzo palla a terra, salta un paio di avversari, ancora Tiozzo a scaricare a sinistra dove arriva a tenere il pallone in campo Olonisakin, ma frena l'azione della Dolomiti Bellunesi. Prova a riaccelerare il nigeriano, tenuto a terra da Fabian, non c'è fallo però del numero 5. Attenzione a Pasquato, 1 contro 1 con Chiesa. Pasquato arriva a raddoppiare anche Parlato, Pasquato cerca il passaggio in area per Calì, la deviazione dell'avversario, rimessa laterale per il Campodarsego, mentre Fagan va a protestare con il direttore di gara per quel contrasto in mezzo al campo ai danni di Olonisakin. Giudicato irregolare l'intervento di Fabian. Deve attendere un attimo Bococco per battere la rimessa laterale, perché c'è un cambio, anzi probabilmente doppio il cambio per il Campodarsego. Finisce la partita di Pasquetto ed entra il numero 14 Riccardo Martinbianco. Finisce anche la partita del numero 7 Mohamed Rabas. Si avvicina adesso a bordo campo il marocchino, classe 99, decisivo in occasione del gol dell'1-0 siglato poi da Bococco. Stupendo da vedere e rivedere quel passaggio nello stretto per liberare la corsa di Travaglini. Gran giocata di Mohamed Rabas. Rimessa laterale per il Campodarsego, si riprende a giocare quando siamo all'11° minuto di questo secondo tempo, sempre 1-1. È arrivato un doppio cambio per il Campodarsego. Bococco con le mani viene incontro Pasquato che restituisce. Bococco, buon il dribbling su Parlato, prende il fondo. Bococco mette dentro, cross molto lungo del numero 11 in Ciama
non riesce neanche a tenere in campo il pallone. Tanto l'altro giocatore che ha fatto il suo ingresso nel campo d'Arsego è il numero 18, Andrei Barzaghideanu, giocatore romeno, classe 2006, che nel ruolo probabilmente preso il posto di Rabas, è andato a sistemarsi infatti lì alto a destra, dove agiva proprio il numero 7. Sempre con le mani la Dolomiti Bellunesi, Alcides all'indietro per Tiozzo. Prova ad andare in pressione Calì, Tiozzo sposta sul mancino e poi lancia in avanti. Cara il movimento di Fagan, anticipato, Travaglini deve completare il disimpegno, viene toccato da Alcides nel tentativo di difendere la rimessa laterale. È arrivato il fallo dell'italo brasiliano che poi va a scusarsi con Travaglini. Non è arrivato, anzi, il fischio del direttore di gara. Allora, semplice rimessa laterale con Fabian e va con le mani sul lungolinea. Calì sponda proprio per Barzaghideanu. Accorcia Chiesa e libera la propria tre quarti, rilanciando in avanti dove Cuomo va più in alto di Sheriff Diallo. Rimessa laterale adesso per il campo d'Arsego. Può guadagnare qualche metro lì sulla destra la formazione di Maurizio Bedin. Va a battere Gabriele Fabian. Si propone anche Guitto, centrale seguito con lo sguardo da Olonisakin. Fabian costretto a scaricare all'indietro per Cuomo. Ancora Fabian, buono la giocata nello stretto del campo d'Arsego, con il pallone gestito all'indietro adesso da Martin Bianco, che scambia con Bococo e poi appoggia all'indietro da Minozzi. E va al rinvio, l'intervento di Chiesa, 2 volte su Pasquato, passa però il numero 10 del campo d'Arsego, che poi apre a sinistra per Bococo, che mette il turbo ma non può arrivare sul suggerimento del numero 10. Errore di misura che di Cristian Pasquato, lecito aspettarsi di più dal destro del classe 89. Non è riuscito a dosare bene il passaggio per Bococo, che aveva tanto spazio per sfondare qui sull'out mancino. Il rilancio di Carraro, di testanciama, prima anche di Martin Bianco, poi la mette giù con grande tecnica Cossalter. Alcides indietro per Carraro, altro rilancio mentre entriamo dentro al 60° minuto di questa partita. Teggio sempre inchiodato sull'1-1. Si è deciso tutto nel giro di un paio di minuti con i gol di Bococo e Marangon. Rimessa laterale per il campo d'Arsego, sale ancora Fabian a battere qui sulla destra. Pasquato, Bococo, in sovrapposizione Guitto, poi si accentra, Bococo atterrato da Parlato, calcio di punizione. Troppo irruento qui nella marcatura il numero 2, batte veloce il campo d'Arsego che punta con Pasquato da sinistra, il cross sul secondo palo. Aveva provato ad inserirsi Calì, che la voleva leggermente più avanti, pallone che sfila oltre la linea di fondo, rimessa per la Dolomiti Bellunesi. Qua era una buona chance per il campo d'Arsego con il cross dentro di Pasquato. Non è riuscito ad arrivare però Calì. Tiozzo, cercare Diallo, che spizza di testa, respinge Martin Bianco. La rimessa è per il campo d'Arsego, dice l'arbitro. E allora Bococo a prendersi il pallone, a scaricare all'indietro per Cuomo. Minozzi prova ad alzare un po' la linea di pressione adesso la Dolomiti. Minozzi, una buona linea di passaggio per Pasquato, steso da Alcides. Arriva il cartellino giallo, probabilmente, anzi richiamo solo verbale per il centrale della Dolomiti Bellunesi. Va a discutere con lui Riccardo Dasso, che sembrava essersi avvicinato minacciosamente verso l'italo-brasiliano della Dolomiti Bellunesi. Qui intervento nettamente in ritardo sulle gambe di Cristian Pasquato. C'è calcio di punizione per il campo d'Arsego. Fabian, Pasquato,
la fa passare in avanti per Barzaghideanu, anticipato poi Nciama, mette giù Olonisakin, punizione Dolomiti Bellunesi. Fagan vorrebbe battere velocemente, non ha compagni da servire nelle vicinanze, allora attende l'arrivo di Tiozzo, sarà lui a battere il calcio di punizione con i padroni di casa che possono avanzare il proprio baricentro nella tre quarti del campo d'Arsego. Tiozzo alza il pallone verso sinistra, Kossalter di testa a cercare Olonisakin, anticipo di Fabian che spazza via in fallo laterale. Alcides, Olonisakin torna ad Alcides, tenta lui il cross con il destro, diventa quasi un tiro in porta, la parata comoda di Luca Minozzi che blocca, poi attenzione qui a Fagan, spalla a spalla regolare per togliere il pallone a Boccoco, quindi Brugnolo all'indietro per Tiozzo, si è allargato Chiesa, avanzare di qualche metro il numero 5, quindi tocco largo per Fagan che prova a prendere l'interno su Boccoco, ancora il dribbling di Fagan, tocco all'indietro per Chiesa, con il mancino a verticalizzare, Nciama controlla, Diallolo tampona ma non c'è fallo, Mizzane, attenzione dentro Olonisakin, Olonisakin, la parata di Minozzi e poi Kossalter, attenzione a riproporre da sinistra, Kossalter 1 contro 1 con Travaglini in buca per Diallo che prova a passare, Cuomo si prende il pallone nell'1 contro 1, Calì, sponda di testa per Nciama, arriva a proporsi per il campo d'Arsego, accorcia su di lui Tiozzo, cambio di gioco di Nciama a cercare Parlato che prende posizione regolarmente su Parlato, ancora Pasquato, appoggio all'indietro per Guitto che zona tiro, tenta il cross, il numero 4 respinge la difesa della Dolomiti Bellunesi, quindi Olonisakin va a anticipare Martin Bianco nel tentativo di ripartenza, Cuomo spazza via, rimessa dal fondo per la Dolomiti Bellunesi. In un attimo si è acceso il match del Zugni Tauro, si sono alzati i ritmi sull'occasione per la Dolomiti Bellunesi e la ripartenza del campo d'Arsego. Carraro arriva fino al limite dell'area, poi lancia lungo in zona Olonisakin, anticipato da Cuomo. Nciama prova a lavorare questo pallone spalla alla porta, lo perde ma poi lotta con Kossalter, alla fine fallo abbastanza evidente di Mizzane su Barzaghideanu, calcio di punizione per il campo d'Arsego. Rivediamo qui, bravissimo il giocatore romeno a mettersi davanti a Mizzane, ad anticiparlo, e quindi il fallo del numero 11 della Dolomiti Bellunesi. Intanto un altro cambio per il campo d'Arsego, si prepara a fare il suo ingresso Mattia Cupani, la maglia numero 19, e a fargli posto sarà proprio Cristian Pasquato. Dunque finisce la partita del classe 89, inizia quella del classe 2004. Mattia Cupani va a sistemarsi lì davanti, sicuramente più fisicità rispetto a Pasquato, andrà probabilmente ad aiutare anche Calì sui tanti lanci lunghi che arrivano dalle retrovie. Boccoco mette giù questo pallone, poi litiga però nel tentativo di dribbling su Fagan. Allora il cambio di gioco del numero 8 per la velocità di Olonisakin che innesca il duello con Fabian. Ancora Olonisakin prova ad andare all'interno, Fabian lo disturba molto bene qui il centrale del campo d'Arsego. Poi recupero di Alcides, Nciama in avanti, mette giù il pallone Calì, stop di petto e girata per Roberto Guitto. Boccoco, Martin Bianco, Cuomo adesso chiede calma ai compagni, fa riposizionare i suoi e poi gioca nel breve con Roberto Guitto. Doppio scambio tra i due, poi il pallone all'indietro per Minozzi. Cuomo tende un movimento che non c'è, allora torna ancora dal proprio portiere, gioca anche un po' con il cronometro adesso il campo d'Arsego in attesa di un movimento in avanti, cerca di non buttare il pallone nella formazione di Bedin. Qui Fabian attaccato alle spalle, fallo di Olonisakin. Andiamo a rivedere qui l'intervento del nigeriano che prova a disturbare il rilancio di Fabian, ma arriva ampiamente in ritardo sulle gambe del classe 95 che aveva accusato un problemino anche nel corso del primo tempo, poi è riuscito
a proseguire la sua sfida. Sembra in grado di farlo anche adesso. Va a battere proprio lui il calcio di punizione all'indietro per Cuomo. Quindi in orizzontale Martin Bianco, si abbassa Bococo, Martin Bianco va in avanti a cercare il movimento di Cupani anticipato, però ancora Bococo perde qui il contrasto con Fagan, che finta il cross di prima intenzione, poi sterza su Bococo, appoggia all'indietro, Chiesa, Fagan, cercare Diallo, controllo non perfetto, Mizzane però sulla seconda palla vince il contrasto con Nchama, quindi Fagan in area, Fagan cerca un compagno sul secondo palo, chiude la difesa del Campodarsego che prova a ripartire con Bococo, Guitto sulla verticale per Calì, chiude bene la difesa della Dolomiti, ancora con Fagan, dal lato corto cerca il cross, Martin Bianco respinge, calcio d'angolo per il Campodarsego, per il Dolomiti Bellunesi, secondo tiro dalla bandierina per la formazione di Nicola Zanini. Calcio d'angolo, lo va a battere Thomas Cossalter. Lui a rientrare con il suo mancino, attenzione anche al movimento incontro di Fagan, ignorato, pallone dentro per il colpo di testa di Denis Chiesa che si libera bene sul primo palo, non riesce ad inquadrare lo specchio, vicina al gol del 2-1 la Dolomiti Bellunesi con la girata aerea di Denis Chiesa. Il calcio d'angolo di Cossalter non è riuscito a trovare la porta, se l'erano perso colpevolmente però qui i difensori del Campodarsego. Minozzi va a rinvio, Calì arriva di testa, anticipa stavolta Tiozzo, poi mette giù la sfera, lo stesso Cossalter che appoggia per Parlato. Cuomo arriva prima di Diallo, poi Cossalter la mette giù, Fagan anzi Brugnolo in verticale, Olonisakin prova a disturbare il rilancio di Minozzi, arriva ad un soffio in anticipo il portiere del Campodarsego. Sale Chiesa a battere la rimessa laterale come spesso era accaduto anche nel corso del primo tempo, però a sfruttare la rimessa lunga del numero 5 la formazione di Zanini. Chiesa, pallone direttamente all'interno dell'area, respinto dalla difesa del Campodarsego, poi deve difendere questo pallone Caligli, lo sporca Chiesa, quindi Parlato, lo mette giù ma è spalla alla porta, lo gira in avanti, l'anticipo di Martin Bianco ai danni di Sheriff Diallo. Parlato evita la marcatura di Barzaghideanu, poi tocca all'indietro per Alcides, quindi Brugnolo, lui da ultimo adesso, allargato a sinistra Tiozzo, prova direttamente il lancio invece Brugnolo, pallone impreciso per Cossalter, rimessa laterale per il Campodarsego. Ultimi 20 minuti e 30, diciamo, più recupero al termine di questa sfida, sempre 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Due gol arrivati a ridosso della mezz'ora del primo tempo. Attenzione, qui prova a partire Cupani per il Campodarsego, chiude bene la difesa della Dolomiti Bellunesi che poi riparte con questo triangolo tra Mizzane e Olonisakin. È uscito però il pallone al momento del primo controllo del numero 11, rimessa laterale allora per il Campodarsego con Fabian. Si propone centralmente in Nchama, ma Fabian gli chiede di invadere l'area di rigore, vuole andare lungo allora con le mani il numero 5, pallone che spiove all'interno dell'area, la mette giù Carraro dopo un tocco di Calì, per poco non stava arrivando ancora una volta Bococo nell'area piccola. Grande uscita qui in anticipo di Martin Bianco che rallenta l'azione della Dolomiti Bellunesi, poi va a commettere fallo su Sheriff Diallo, calcio di punizione e cartellino giallo per il difensore classe 2001 del Campodarsego. Seconda ammonizione per la squadra di Bedin dopo quella rimediata da Roberto Guitto nel corso del primo tempo. Giallo per Riccardo Martin Bianco, il numero 14 del Campodarsego, entrato
corso di questo secondo tempo al posto di Pasquetto. Intanto c'è ancora un cambio per il Campodarsego. Pronto ad entrare il numero 17, Abubakar Langone. Vediamo chi sarà a fargli posto nella squadra di Bedin, soprattutto se si farà subito il cambio, perché sembra in attesa la terna arbitrale. Ancora non è stato segnalato il giocatore uscito, che infatti ha abbandonato il campo probabilmente dall'altro lato perché fa il suo ingresso il numero 17, Abubakar Langone. E dunque si può giocare con questo calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi, battuto da Brugnolo. Pallone verso sinistra, dove prova a tenere il pallone in campo Cossalter. Ci riesce, ma di fatto lo concede a Ciama, che prova a ripartire per il Campodarsego. Ciama, che forse sul pallone è riuscito ad anticipare Cossalter, ha rischiato tantissimo il centrocampista guineano del Campodarsego. Solo calcio d'angolo per la Dolomiti Bellunesi. Andiamo a rivedere qui nel dribbling Suolo Nisaghin, gli passa davanti Cossalter, riesce però in spaccata a prendere il pallone in Ciama, a mettere in calcio d'angolo. Grande rischio corso dal numero 8 biancorosso, ma solo calcio d'angolo per la Dolomiti Bellunesi, il terzo per la formazione di Zanini. A battere Fagan Olonisakin, prova ad arrivare sul secondo palo, non riesce a riproporre quel pallone all'interno dell'area di rigore. Allora rimessa dal fondo per il Campodarsego, 74esimo, che inizia adesso allo Zugni Tauro di Feltre, sempre 1-1. Decidono ancora i gol di Bokoko e Marangon. Rilancio di Minozzi verso sinistra, Cali tocca di testa Cupani, la sponda Bokoko a tenere il pallone in campo. Poi l'ultimo tocco di Fagan nel contrasto, rimessa laterale per il Campodarsego. A battere con le mani lo stesso Bokoko, viene incontro Langone, ignorato però il numero 17. Allora all'indietro invece per Martin Bianco. Cuomo, Fabian si propone centralmente in Ciama. Fabian va direttamente in avanti, attenzione alla sponda di Barzaghideano, quindi l'imbucata di Cupani, non filtra il pallone del 19, già recuperato in mezzo al campo Ciama, che allarga però male per Bokoko, che poi trattiene su Parlato sulla possibile ripartenza. Non c'è giallo secondo il direttore di gara, semplice calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi, qui trattenuta abbastanza evidente da parte dell'autore del gol, che ha sbloccato la sfida al 27esimo del primo tempo. Brugnolo, cambio di gioco troppo arretrato per Cossalter, possesso regalato al Campodarsego, che si avvicina al punto di battuta con Fabian. Tanto sempre 0-0 tra Treviso e Virtus Ciserano Bergamo. Al momento rimarrebbero invariate le distanze tra primo e secondo posto. Qui attenzione al cross dentro, non ci arriva Cupani, e poi prova il mancino dal limite Barzaghideano con il pallone colpito male all'attaccante romeno, che finisce addirittura in fallo laterale. Sarà rimessa per la Dolomiti Bellunesi. Appunto 0-0 tra Treviso e Virtus Ciserano Bergamo. Lì però appena iniziato il secondo tempo, con il match iniziato alle 15 con mezz'ora di ritardo rispetto a quello tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego, dove manca poco meno di un quarto d'ora più il recupero al traguardo. Lì di testa Alcides, pallone controllato sulla tre quarti da Martin Bianco. Bokoko all'indietro per Langone, che ha preso il posto di Guitto lì in mezzo al campo. Alcides svirgola il rinvio, Travaglini sulla tre quarti, prova ad andare via Mizzane, ancora Travaglini abbassa la testa e prova ad andare da solo. Travaglini mette il cross, forse anche una deviazione. Alcides spazza via in fallo laterale.
Fabian. Tende il via libera per battere questa rimessa laterale. Il numero 5 del Campodarsego va adesso lungo con le mani a cercare Nciama di testa la sponda. Attenzione a Barzaghideanu in area, grande intervento praticamente da terra di Mattia Parlato. Riuscita a togliere il pallone dalla disponibilità del numero 18 biancorosso, che già pregustava la conclusione in porta. Bokoko si muove sul lungolinea Cupani. Riceve il 19 che fa la sponda ancora per Bokoko, che vuole l'interno. Tocco per Langone. Fabian. È defilato Nciama. Lo va a prendere Mizzane. Pallone portato di fatto dalle parti di Travaglini, che cerca il cross addosso a Cossalter. Altra rimessa laterale per il Campodarsego. Arriva sempre Fabian a batterla per provare a far spiovere la sfera all'interno dell'area di rigore. C'è vicino Langone. Per un attimo pensa infatti a giocare corto questo pallone Fabian. Poi rinuncia e va direttamente in area. Colpo di testa di Bokoko, che cerca una spizzata sul secondo palo dove non arrivano compagni. Allora Carraro al rinvio. Prova ad arrivare su questo pallone Cherif Diallo. Cerca di inventarsi un controllo tutt'altro che semplice, che non riesce. All'attaccante liberiano, rimessa laterale per il Campodarsego, che adesso sembra averne di più. In questo momento sta spingendo, sta chiudendo la Dolomiti Bellunesi all'interno della propria tre quarti campo. Se ne è accorto evidentemente Zanini, perché prova a correre ai ripari. C'è un cambio, entra il numero 15 Cristian Capacchione, che va a prendere il posto di Mattia Parlato. Dunque un classe 2005 per un altro, per Nicola Zanini. Prestazione comunque positiva da parte di Mattia Parlato, che qualche istante fa era stato protagonista di una grande chiusura sul tentativo di dribbling in area di Barzaghideanu. Qui Bokoko libera questo pallone, tocca male Langone, poi tunnel di Mizzane Nciama per far partire Lonisakin. Solo contro due, Diallo al limite, Diallo sul destro, Minozzi in due tempi, tiene lì il destro del numero 9. Attende l'avanzata dei compagni per andare al rinvio Luca Minozzi. Destro potente ma troppo centrale da parte di Cherif Diallo, che non ha messo in grande difficoltà il classe 2005 del Campodarsego, che arriva sulla tre quarti della Dolomiti con il rinvio, poi respinge però la difesa di casa. Martin Bianco. Cuomo alza il pallone in direzione di Calì, anticipato di testa da Tiozzo, quindi prova a difendere questo pallone Cherif Diallo. Un paio di contrasti in mezzo al campo, tutto regolare per l'arbitro. Langone appoggiato all'indietro per Martin Bianco. Venuto incontro Cupani. Langone di prima prova a chiudere il triangolo, tocca male però con il mancino il numero 17. Rimessa laterale per la Dolomiti Bellunesi. Arriva a batterla Denis Chiesa. Accenna per un paio di volte il movimento incontro Diallo. Poi alla fine arriva Capacchione, marcato bene da Bokoko, che recupera. Langone in avanti, quindi il controllo di Barzaghideanu. La sponda di Cupani chiude bene la difesa della Dolomiti, quindi il rilancio qui di Chiesa. Fabian di testa, comoda per Minozzi. Ha provato ad impegnarsi Olonisakin, che poi si ferma a terra dolorante nel momento in cui si rialza l'attaccante nigeriano. Minozzi va a mettere il pallone in fallo laterale. Cossalter con sportività va a restituirlo al Campodarsego. Può giocare, siamo entrati negli ultimi 10 minuti allo Zugni Tauro di Feltre, sempre 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Ancora poco più di 9 minuti alla segnalazione del recupero. Quindi testa Calì, Travaglini, Nciama defilato sulla destra, tocco centrale per Langone. Ancora Nciama, zona cross, lo prova il numero 8, respinge Alcides all'interno dell'area. Poi Cherif Diallo prova a portare su questo pallone, probabilmente ha commesso fallo il numero 9 della Dolomiti Bellunesi.
il tentativo di arrivare di testa, ha colpito Cuomo. È arrivato il fischio del direttore di gara, sono state subito le scuse di Cherif Diallo, che probabilmente non si è neanche accorto dell'arrivo alle sue spalle di Cuomo. Andiamo a rivedere qui Diallo, che stava effettivamente guardando il pallone, è arrivato come un treno. Alle sue spalle Marco Cuomo, recupero dunque della centrale e ora anche capitano del Campodarsego, vestito la fascia dopo l'uscita di Cristian Pasquato. Va lui a battere il calcio di punizione con il pallone lanciato verso l'area di rigore per Fabian, che prova la sponda. Calì cerca di riproporre in area, ma quando il pallone ha già varcato la linea di fondo, rimessa per la Dolomiti Bellunesi. Carraro, Capacchione, attaccato da Bococò, manda in avanti Fagan con un bel tocco per Cherif Diallo, preso un po' in controtempo però dallo strano effetto del pallone. Attenzione a Langone, allora, che riparte dall'altra parte, va da solo il 17 contro 3, la perde Langone. Mizzane, Fagan con l'esterno per Cherif Diallo, che difende questo pallone dall'arrivo di Cuomo, prova a girare dall'altra parte, c'è Cossalter con un po' di spazio a sinistra, lo rincorre Barzaghideanu. Cossalter al limite, Diallo cerca la sponda, Olonisakin arriva a puntare dal lato corto a sinistra, Olonisakin vuole movimento, Olonisakin lo attende lì Fabian, che prende solo il pallone nell'1 contro 1. Alla fine la rimessa laterale del Campodarsego, difesa con i denti da Barzaghideanu. Fabian decisivo qualche istante fa il suo intervento su Olonisakin. Ancora la rimessa lunga di Fabian, vistosamente stanco anche il numero 5 del Campodarsego. Qui prova a dialogare con un colpo di tacco Mizzane, non trova sul lungolina lo stesso Olonisakin. Altra rimessa laterale per il Campodarsego, ennesima rimessa con le mani per Fabian, che va sulla linea verticale. Cossalter arriva prima di Calì e subisce la spinta del numero 9 biancorosso. Calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi, gioco molto spezzettato adesso in questa fase. 84esimo minuto di gioco, sempre 1-1 tra le due squadre. A battere il calcio di punizione Tiozzo, all'indietro per Chiesa, per disturbarlo Cupani. Chiesa a tocco all'indietro per Capacchione, che appoggia addirittura a Carraro. Alcides, lo ricorre Cupani, avanza l'italo-brasiliano, che poi chiede l'1-2 ad un compagno, non si chiude il triangolo per la buona difesa del Campodarsego. Quindi Brugnolo, Chiesa, Brugnolo, cambio di gioco preciso su Capacchione, che però deve accelerare la giocata di testa a cercare Cherif Diallo. Recuperato il Campodarsego per un attimo, ancora Capacchione a ricacciare all'indietro i biancorossi. Nciama, Cuomo, ancora Nciama, appoggio per Fabian, che prova ad andare Fabian in verticale per Calì, che cerca la sponda, trova il movimento di Travaglini, quindi il triangolo con Barzaghideanu. Il cross di Travaglini è impreciso, pallone direttamente sul fondo, rimessa per la Dolomiti Bellunesi. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questa 31esima giornata tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Ancora 1-1 tra le due squadre. Attende per andare al rinvio Carraro, perché c'è un cambio nella Dolomiti Bellunesi, che esce dal campo con la maglia numero 7 il capitano Thomas Cossalter. Al suo posto dovrebbe essere entrato il numero 19 Filippo De Paoli, per lui 2 gol fino a questo momento in campionato, anche 3 assist. Carraro prova ad arrivare di testa Fagan, anticipato da Martin Bianco, che poi si ritrova lì il pallone e lo tocca in fallo laterale. Va Chiesa a battere con le mani, vuole andare lungo
il numero 5 a cercare il movimento di Olonisakin, che controlla spalla alla porta, poi perde il contrasto con Bokoko che rilancia in avanti. Prova a metterci anche un braccio qui Cali, che poi infatti chiede subito scusa anche al direttore di gara per aver toccato la sfera. Calcio di punizione per la Dolomiti Bellunesi. Tiozzo già messo giù il pallone per Brugnolo. Mizzane a lancio, Mizzane, partita a sinistra proprio De Paoli, posizione giudicata regolare del 19, che poi serve la sovrapposizione di Alcides dentro da Diallo, la chiusura l'ennesima di Fabian. Mizzane, Brugnolo, Chiesa per il giro palla in orizzontale, riceve il numero 5 che poi sventaglia a sinistra, pallone a metà tra Fagan e De Paoli. La prendo io, la prendi tu, non la prende nessuno e il pallone sfila in fallo laterale. Fabian con le mani, Alcides va in cielo anche aiutandosi un po' sulla schiena di Cali. Cuomo recuperare questo pallone, a ricacciarlo ancora in avanti, Tiozzo, quindi colpo di testa di Inciama, nessuno la mette giù, neanche Fagan che rigira in verticale. Attenzione a Sheriff Diallo che prova ad impegnarsi in velocità. Viene rimessa laterale sulla chiusura di Cuomo, ancora Diallo a puntare dal fondo, Martin Bianco lo chiude, Diallo non perde però il possesso, deve uscire lì dall'esterno mancino, cerca di farlo scambiando con Olonisakin. Passaggio di ritorno respinto però in fallo laterale, rimessa per la Dolomiti Bellunesi. Ultimi 2 minuti di tempo regolamentare, sempre situazione di equilibrio allo Zugni Tauro di Feltre. De Paoli, vediamo se punta Inciama. De Paoli prova a prendere il fondo, mette il cross, respinge, quasi colpito dal pallone Travaglini, e dunque calcio d'angolo, il quarto per la Dolomiti Bellunesi, che ci prova adesso in questo finale. Dalla bandierina pronto ad andare Fagan, e anche De Paoli in appoggio, servito infatti il 19 che prova a scambiare. Fagan mette il cross sul secondo palo, sballato qui il traversone di Fagan, prova ad impegnarsi senza successo però Alcides, alla fine solo rimessa laterale per il Campodarsego. Si è fatto male nel tentativo di raggiungere questo pallone Eduardo Diaz Alcides. Preso una botta, poi arriva anche Diallo adesso ad aiutare l'assistente dell'arbitro a risistemare la bandierina. E ora si può proseguire, da capire quali sarà l'entità del recupero. Ancora 30 secondi al 90esimo allo Zugni Tauro di Feltre. È 1-1. La Dolomiti Bellunesi e Campodarsego, con le mani Bokoko davanti, prova ad arrivare Barzaghideanu, lo tiene lì Tiozzo con un fallo però secondo l'arbitro, e allora può guadagnare qualche metro la formazione di Bedin. Rivediamo duello fisico tra Barzaghideanu e Tiozzo, vinto di fatto dal giovane attaccante romeno che ha portato via una calcio di punizione. Martin Bianco, perché al lancio lungo intanto segnalati 4 minuti di recupero, dunque 240 secondi allo scadere. Langone a liberarsi di Fagan, Langone sbaglia il passaggio, De Paoli però restituisce il favore regalando il pallone al Campodarsego. Travaglini su lungolinea, Barzaghideanu prova a forzare l'1 contro 1 il romeno. Barzaghideanu prende l'interno, se ne va in mezzo a due, poi scarica il pallone per Langone, concede il vantaggio al direttore di gara. Cali al limite, anticipato dalla chiusura di De Paoli, che prova a ribaltare adesso l'azione, forse fallo ai danni di De Paoli, sì, calcio di punizione.
A terra un paio di giocatori, in particolare Barzaghideano e Fagan, se non andiamo errati, nella tre quarti della Dolomiti Bellunesi. Sono rimasti a terra in seguito a quell'accelerazione dell'attaccante del Campodarsego, che poi nello scaricare il pallone all'indietro è andato a contrasto con Fagan. Sono rialzati però entrambi i giocatori e quindi probabilmente si riprenderà momentaneamente in 10 contro 10. Entrambi sembrano in grado di proseguire questi ultimi scampoli di partita. 91,50 sul cronometro. Recupero che probabilmente si allungherà oltre i 4 minuti assegnati inizialmente da Riccardo Dasso. Siamo stati fermi per un minuto in questa circostanza. Diallo prova ad andare via al limite, Olonisakin prova a toccare, poi anche Fagan steso al limite. Non c'è fallo di N'Chama qui. Giusta a mio parere la decisione dell'arbitro, perché non fa nulla per colpirlo il centrocampista del Campodarsego. Lo stesso Fagan che nella foga agonistica va a franare addosso al numero 8. Fabian con le mani respinge Brugnolo, poi N'Chama rimanda in avanti a cercare Cupani, che innesca il duello fisico con Tiozzo. Arriva anche Chiesa ad accorciare sul numero 19. L'ultimo tocco è proprio del difensore della Dolomiti Bellunesi. Rimessa laterale per il Campodarsego. Per i biancorossi sarebbe il 9° pareggio in trasferta alla 16ª partita. Soprattutto sarebbe il 4° consecutivo lontano dalle mura amiche per la formazione di Bedin. Qui tensione al pallone che spiove in area. Ha provato a fare la sponda N'Chama. Pallone indirizzato tra le braccia di Luca Carraro. È iniziato l'ultimo minuto, a meno che decida di allungare il recupero il direttore di gara. Chiesa con il rilancio a cercare Diallo, quasi colpito dal pallone l'attaccante della Dolomiti, poi l'ha messo in fallo laterale Bococo. Regolare l'intervento ai suoi danni di Capacchione. Allora ultima chance probabilmente per i ragazzi di Zanini. Guarda già il cronometro il direttore di gara. Chiesa va a mettere in area, pallone respinto da Martin Bianco, quindi Calì prova a ripartire allargando a destra per Cupani, si mette davanti l'altro numero 19 De Paoli, recupera quindi Tiozzo sulla tre quarti. Tiozzo prova addirittura il destro. Francesco Tiozzo ci ha provato dalla tre quarti campo, pallone molto lontano dalla porta di Luca Minozzi, rimessa dal fondo per il Campodarsego. 94,14 sul cronometro, da capire se lascerà giocare ancora qualcosa Riccardo Dasso. Si avvicina però il finale di partita, il rilancio lungo di Minozzi, pallone che spiove in zona. Fagan che interviene di testa, quindi Olonisakin prova a difendere questo pallone dall'attacco di Cuomo. Recupero di N'Chama, poi va in verticale il Campodarsego. Chiesa lotta con Calì, vince il contrasto il difensore della Dolomiti, quindi Bococo prova a controllare, si trascina il pallone in fallo laterale. Rimessa per la Dolomiti Bellunesi, già battuta. Diallo al limite, pallone allargato a sinistra per De Paoli che punta Travaglini. De Paoli sul mancino, De Paoli calcia oltre la traversa anche Filippo De Paoli. Altra chance sprecata in questo finale dalla Dolomiti Bellunesi. È arrivato anche il triplice fischio, dunque non si batte neanche la rimessa dal fondo. Finisce qui allo Zugni Tauro di Feltre, finisce 1-1, così all'andata così al ritorno tra Dolomiti e Bellunesi e Campodarsego. Un punto a testa che probabilmente non accontenta nessuna delle due. Tutto si è deciso nel giro di un paio di minuti a ridosso della mezz'ora del primo tempo, con il vantaggio degli ospiti segnato da Bococo. Andiamo proprio a rivedere qui la situazione con la gran giocata di Rabbas per Travaglini, quindi la mezza rovesciata
di Vincenzo Calì e l'anticipo di Bococo su Carraro. 2 minuti dopo lo stesso Travaglini che va in ritardo ad atterrare Sheriff Diallo all'interno dell'area di rigore. Non ha avuto dubbi Riccardo Dasso, ha indicato subito il dischetto dagli 11 metri, chirurgico il destro di Giacomo Marangon e dunque 14° punto conquistato dalla situazione di svantaggio per la Dolomiti Bellunesi, che mantiene il primato in classifica, ma ora dovrà capire quanto si avvicinerà il Treviso, perché fino a questo momento il Treviso sta pareggiando ancora per 0-0 quando siamo circa a metà del secondo tempo contro il Virtus Ciserano Bergamo. Ovviamente in caso di successo il Treviso arriverebbe a -1 dalla Dolomiti Bellunesi quando mancano ancora 7 giornate alla fine del campionato, e dunque più che mai aperta la lotta al titolo del girone C, con la Dolomiti Bellunesi che per la terza partita consecutiva non riesce a trovare il successo. Per la seconda volta pareggia consecutivamente qui tra le mura amiche. Prima dello 0-0 con il Mestre erano arrivati 10 successi consecutivi per la formazione di Nicola Zanini, che dunque non è riuscita in queste ultime settimane a confermare quel rendimento che l'aveva portata a comandare la classifica del girone C. Dall'altra parte un Campodarsego al quarto pareggio consecutivo in trasferta, la quarta partita di fila senza successi. Sicuramente un risultato positivo però per i biancorossi di Maurizio Bedin, che come all'andata riescono a fermare la Dolomiti Bellunesi, ma come all'andata non riescono a difendere il gol del vantaggio. In quel caso allo stadio Gabbiano era stato Agudà a portare in vantaggio i biancorossi. Era arrivato poi nel finale il pareggio di Tardivo per la Dolomiti Bellunesi. Stavolta invece è stato immediato il pareggio di Giacomo Marangon, che poi è stato costretto al cambio alla fine del primo tempo, lasciando il posto a Olonisakin, che è riuscito a rendersi pericoloso soprattutto in un'occasione nel secondo tempo, quando era riuscito a scappare in profondità alla difesa del Campodarsego. Poi il suo destro però troppo centrale, respinto con le gambe da Luca Minozzi, che ha salvato il Campodarsego. Un Campodarsego che probabilmente ha anche qualcosa da recriminare per l'atteggiamento mostrato soprattutto in questo secondo tempo, dove i biancorossi hanno mantenuto stabilmente quella pressione offensiva, hanno occupato stabilmente la tre quarti della Dolomiti Bellunesi, faticando però a trovare occasioni limpide per calciare verso la porta di Luca Carraro. Quest'oggi alla 32esima presenza stagionale il portiere della Dolomiti Bellunesi, fermo a quota 15 clean sheet in stagione, sono 11 invece quelli di Minozzi. Positiva la prestazione di entrambi i portieri. Per aggiornarvi sui risultati dagli altri campi, è arrivato il finale delle prime partite delle 14:30, con l'Adriese che ha battuto per 2-1 l'Este, il pareggio 0-0 tra Brian Lignano e Mestre, il successo per 2-0 del Brusaporto ai danni del Lavis, quindi il 3-0 esterno del Charlin Muzzane sul campo del Calvinoale, appunto l'1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego, lo 0-0 tra Luparense e Portogruaro e l'1-1 tra Montecchio Maggiore e Caravaggio. Davvero tanti pareggi nella giornata di oggi, ce ne sono due anche che stanno maturando per il momento nei 3 match delle 15, i 2 0-0 tra Real Calepina e Bassano, e quello appunto come detto in precedenza tra Treviso e Virtus Ciserano Bergamo, con i ragazzi di Parlato che staranno spingendo, premendo sull'acceleratore alla ricerca di un gol che potrebbe portarli ad un solo punto dalla Dolomiti Bellunesi capolista. Nell'altra gara invece è in vantaggio il Villavalle, che sta vincendo per 1-0 sul campo del Chions. Nel prossimo turno che si giocherà tra 2 settimane, perché domenica prossima si fermerà il campionato anche in vista dell'imminente torneo di Viareggio, la 32esima giornata, appunto domenica 23 marzo il Campodarsego
sarà impegnato tra le mura amiche nel match contro il Calvi Noale, mentre la Dolomiti Bellunesi sarà di scena sul campo del Montecchio Maggiore. Torna dunque a segnare comunque tra le mura amiche la Dolomiti Bellunesi. Avevamo detto in apertura come lo 0-0 contro il Mestre avesse interrotto una serie di 21 partite consecutive, considerando anche lo scorso campionato in cui la formazione di Zanini era riuscita a dare in gol qui tra le mura amiche, e dunque torna a segnare appunto con il calcio di rigore di Giacomo Marangon, che si porta a -1 nella classifica marcatori da Gianluca Ciriello del Brian Lignano, che è a quota 17. Sono 16 appunto quelli di Giacomo Marangon, a cui si aggiungono 12 assist. Sono 28 partecipazioni ai gol in 31 partite di campionato, numeri davvero spaventosi quelli dell'attaccante classe 92 della Dolomiti Bellunesi. Da capire le sue condizioni e quali sia stato il problema costringerlo al cambio nel corso di questo secondo tempo. Sicuramente un'assenza importante per la Dolomiti Bellunesi, che infatti non è riuscita a mantenere quel baricentro alto, quella pressione offensiva che era riuscita a dimostrare nel corso dei primi 45 minuti, nonostante un buon ingresso comunque da parte di Taiwo Olonisakin, che ha provato a spendersi per i compagni, ma non è riuscito a colpire su quell'unica occasione avuta. Finisce dunque 1-1 tra Dolomiti Bellunesi e Campodarsego. Io ringrazio Pierpaolo Pugliese per la regia, ma ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito da casa. Da Adriano Berruti è tutto, un buon proseguimento di giornata.